Press, 2 partite in casa, 2 vittorie, se si va avanti così niente di meglio. Beh, insomma, niente di meglio, sì, certo. Ormai abbiamo agganciato anche la vetta, siamo terzi, mi pare, in classifica. Speriamo di continuare su questo passo. Adesso domenica contro lo Spresiano che sta navigando in cattive acque, per giunta oggi ha perso, quindi un altro ostacolo di fronte al cammino del Treviso. Sono le partite credo più pericolose queste qui e Villorba insegna. Speriamo di entrare in campo con la mentalità giusta, speriamo di avere sempre la nostra buona dose di umiltà e di affrontare la partita nel migliore dei modi e di non incappare negli errori della prima partita di campionato. Senti, hai acquistato De Marchi come difensore, ma si sta rivelando invece un bomber decisivo, tra l'altro. Diamo il tempo al tempo al ragazzo, che non sia sull'ondata dell'entusiasmo, e vediamo il proseguo del campionato prima di giudicare. Vittoria a parte anche il gioco. Sì, abbiamo un gioco molto piacevole, a tratti anche molto incisivo, insomma, soprattutto non è una vittoria arrivata. No, soprattutto direi nel secondo tempo, dove abbiamo visto le fasce che spingevano molto di più rispetto al primo tempo. Comunque nel complesso direi bene, dai.